House Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paoloagus.it. Amici di Directa Sport e di TCS, benvenuti al Paladante di Sestu, nona giornata del campionato di Serie A2, Girone A. Si affrontano quest'oggi Città di Sestu e L84 per la nona giornata, un match che mette in palio punti determinati per la corsa playoff. I ragazzi di Mister Mario Mura alla ricerca della terza vittoria consecutiva per prendere e recuperare il terreno perso durante le prime giornate dell'84 per confermarsi dopo l'inizio scoppiettante, anche se c'è da dire che dei loro 13 punti conquistati finora, 10 sono stati conquistati in casa e 3 soltanto in trasferta, peraltro nella trasferta a Sara di Ussi. Andiamo a vedere le formazioni di entrambe le squadre, partendo dagli ospiti in casacca nero-verde, pantaloncino nero e calzettone nero, con il numero 1 Caffagna, il numero 4 Iovino, 5 Marchiori, 7 Oddone, 8 Foco, 9 Cerbone, 10 Eladlani, 16 Rosano, 18 Luisigno, 21 Tambani, 22 Luberto, 30 Rodriguez. L'allenatore Barbieri, che oggi sostituisce l'infortunato De Rim, allenatore PR manager. Intanto è iniziato il match. Tra poco vedremo i punti iniziali. Prima la formazione anche il Città di Sestu, che inizia con l'1 Ezzi, 2 a Square, Michael Epp, con il numero 4 fa arrivo. Intanto Osian subito sulla fascia, sta attraverso il tiro, palla fuori di poco. Prima occasione per il Città di Sestu con Osian, che appunto c'è il numero 10, dicevamo del 4 Epp, 9 arrivo, 6 Tola, 8 Casu, 9 Cao, 11 Rufine, 12 Dall'Onder, 14 Fuis, 17 Ruggio, 19 Zanata. Allenatore, ripeto, Mister Mario Mura. Prova a rispondere subito con il numero 16, che si tratta di Rosano, per l'84. La ribattuta della difesa locale. Andiamo a vedere i punti iniziali, dove gli ospiti che schierano Luberto, come detto Rosano, con il numero 4 Iovino. Poi c'è, andiamo a vedere in posizione da centrale, ora che calciare, si trattava del numero 5 Marchiori e poi il numero 9 Cermone, quintetto praticamente tutto italiano, quindi per l'84. Andiamo a vedere invece i padroni di casa con Zanata, Rufine, Osia, Dall'Onder e Asquare. 30 secondi giocati fino adesso. Era Rufine a gestire palla persa, recupera Asquare, Dall'Onder, Asquare, la conclusione, ribatte Iovino, calcio d'angolo quindi per il Città di Sestu. La battuta fa Eder Rufine. La battuta, palla verso Dall'Onder, che poi recupera sulla ribattuta. Se andiamo errati, del nostro Rosano, Osian contro Marchiori. Il tunnel di Osia, rete, rete! Città di Sestu in vantaggio, 53 secondi di gioco. Nates, Osian porta in vantaggio la squadra di casa. Grandissima azione quella del numero 10, che va con un diagonale a bucare Luberto. 1-0 per 53 secondi, Nates, Osian. Segnato per il Città di Sestu con il numero 10, Nates, Osian. E prende il gioco subito la ribattuta, o perlomeno la reazione con Iovino, parata di Zanata. Palla ora per Dall'Onder. Recupera palla la difesa, solo per un attimo, rimessa laterale per il Città di Sestu. Nates, Osian prova l'1 contro 1, perde palla, Cerbone difende palla contro Asquare, lo salta, la botta, recupera Rufini, scivolata, calcio d'angolo per l'84. Batte la battuta, l'84, la palla è messa in mezzo, dimenticato Rosano, non colpisce la palla, per fortuna della difesa sestese. Arriva il fischio dell'arbitro per velocizzare le operazioni di gioco. Palla per Dall'Onder, a Square, ancora Dall'Onder, Rufine, Osian prova a fare un po' tutto da solo, perde palla, chiede un fallo. Vediamo cosa dice l'arbitro, dice di dare a Rosano di stare un po' più calmo.
e poi dà comunque rimessa laterale all'84, formazione piemontese con sede a Volpiano. Tanto protestano Rosano, a Square non li va certo, non gliene manda di certo a dire. A Square la palla ancora per Osian, la diagonale perfetta per Dall'Onder, controllo non dei migliori, Luberto recupera. Cerbone, Marchiori perde palla, il tunnel di Dall'Onder, se va Dall'Onder la conclusione, Luberto si deve superare per evitare la rete del 2-0. Bravissimo Dall'Onder nel pressing. Ruffine, Osian la conclusione, palla ribattuta a Square, palletto per Zanatta, arrivato a dicembre nel mercato invernale dal Futsal Osir, un ritorno per lui. Il pallone era perfetto per Dall'Onder che lotta con Marchiori, non riesce a tenere la palla in campo, rimessa dal fondo per l'84. 2 minuti e mezzo di gioco, 1-0, ci ha passato Osian dopo 53 secondi a sbloccare il risultato. Rosano, lo scambio con la Square, li prende alle spalle, però in copertura va Ruffine. Iovino, non look, sbagliato, poi ci ha provato Marchiori a recuperare. Osian non si fa intimorire dal pressing e manda la palla fuori, anzi riesce a far mandare la palla fuori al proprio avversario. La palla per la Square, Iovino dietro per Luberto, l'ex Aosta ancora per il vice capitano della squadra. Rosano, Cerbone, bella la diagonale, forse un po' troppo corta per Iovino, palla fuori, messa laterale per il Città di Sesto. Osian, a Square, il lancio lungo a cercare ancora Osian. Luberto chiama l'uscita, palla tra le sue mani, giocata subito. Tanto Ruffine strappa per il pallone a Cerbone, poi Cerbone invece l'altro contrasto. Osian per Dall'Onder, chiude, se non ho visto male Marchiori, proprio lui. Tanto arriva il primo cambio, dentro nuovo acquisto Città di Sesto, il numero 4 Michael Epp, ex Serca, Carlos Barbosa in Italia con le maglie di Chiupan, di Belluno. Tanto Ruffine, la battuta, diciamo, le maglie di Belluno per Epp, Porto San Giorgio. Si va subito a notare per un anticipo, lotta Osian, un po' di rimpalli, fortunati prima e sfortunati dopo. Rosano, la conclusione, la palla messa al centro a Square e Zanatta compie un autentico miracolo su Cerbone. 3 minuti e mezzo, Zanatta, primo intervento decisivo. Calcio d'angolo battuto, la botta di Marchiori altissima, spegne sul fondo, ribatte subito Zanatta per Ruffine. Epp, ex dicevamo tra le altre Belluno, Miracolo Piceno e Porto San Giorgio. Rugiu fatto in campo, se ne avevo visto male per la Square, proprio così. Epp in parallela per Osian, non precisissima la palla, messa laterale quindi per gli ospiti, mentre entra in campo il numero 30 Murilo Rodriguez Miani, ex Prato, giocatore. Non attenzione, la palla rubata da Osian che invece di calciare preferisce servire Rugiu, palla fuori in rimessa laterale. Tanto la rimessa laterale, palla di nuovo nelle piedi del Città di Sesto, ma Ruffine non riesce a servire perfettamente Rugiu, palla ancora fuori. Luisinho, Luberto, la palla verso lui, ancora abbiamo visto male Filipe Tambani e Ladlani, palla fuori, non si capiscono Ladlani e Rodriguez. Ruffine, Osian, il controllo sbagliato, il pressing di Rodriguez funziona solo per un attimo, poi il velo di Rugiu che pensava di dare un'opportunità a Osian, palla che si spegne comunque, invece rimessa laterale, idea buona ma non riuscita quella di Rugiu. Rodriguez, imbucata centrale verso il numero 18 Luisinho, riesce a scaricare dietro per Tambani, all'esordio anche lui quest'oggi, classe 99, italo-brasiliano. Ragazzi in prospettiva, così come Luisinho. Ancora scambi nella metà campo, c'è l'errore dell'arbitro che poi si corregge. È messa laterale data quindi alla formazione piemontese.
con Rodriguez alla battuta. Si fa vedere Luisinho, ma preferisce servire indietro. È l'Atlani. Rodriguez, Luisinho anticipato. Michael Epp prova a girarsi. Rodriguez lotta con lui. Messa laterale assegnata all'84 da parte del titolare del Gat, il signor Suelotto. Intanto recupera Osian, Epp, Rugiu. La conclusione, Mura, Tambani. Messa laterale quindi offensiva, in zona offensiva per il di Sestu con Rufine, la palla alta, anticipa Rodriguez, il tiro al volo di Osian che ora era pronta al cambio, viene posticipato dal richiamo di Zanata. Osian, Epp, 1 contro 1 contro Luisinho, lo scarico verso Rufine, lasciato solo, l'imbucata di Rufine in diagonale verso Epp, questione di pochi secondi. Questione di centimetri, altrimenti Epp probabilmente avrebbe firmato il raddoppio del Città di Sestu. Altra occasione creata dai rossoblu di mister Mario Mura, che sembrano aver interpretato alla grande questa partita, sia in fase offensiva che difensiva. Rufine, capitano, tanti anni a Sestu per lui. Epp sbaglia il passaggio verso Dall'Onder, ma si fa perdonare recuperando la palla sulla Atlani, strappandogliela. Dall'Onder, posizione di pivot, la palla dietro, Rufine. Dentro ancora per Ruggio, anticipato Epp, la conclusione, palla alta. Buona trama offensiva da parte dei sestesi. Palla che però non finisce in fondo al sacco, bensì ben oltre, sopra la traversa. Apprezzabile comunque la manovra. Luisinho, lo scambio con Tambani, tra le linee Tambani, perde il rimpallo. Il signor Borgo sbaglia segnando la rimessa laterale. Incredibile, attenzione, tutto solo Luisinho. Tutti a protestare per una rimessa laterale sbagliata. Luisinho sta per approfittarne. Dall'Onder lo anticipa Rodriguez che poi vi cerca il rimpallo. Servito, Casu chiude. Sbaglia a servire poi Dall'Onder. Rimessa laterale per l'84. Fasi un po' confuse di gioco in questi ultimi 60 secondi. Attenzione, Tambani rischia tantissimo da ultimo. Palla regalata al Città di Sestu. Rugiu, Epp, imbucata per Dall'Onder, perfetta. Casu a conclusione, fuori di poco, esterno della rete per Angelo Casu. Altra buona occasione creata dai padroni di casa. Atlani scambia con Tambani e poi scambia con Luisinho. Ancora il trittico a girare, molto schiacciato dell'84 in questi frangenti. Luisinho va a Ruggio ad accelerare il pressing. Casu sbaglia, o perlomeno non si intende con Dall'Onder. Attenzione a Epp che poi viene murato dall'Atlani. Primo fallo fischiato in questo match da parte del duo arbitrale. Ricordiamo il signor Daniel Borgo, la sezione di Schio, Walter Suelotto, la sezione di Bassano del Grappa. Posizione battuta, Epp contro Luisinho su Zanata. Casu scambia ancora con Epp cerca di partire per via centrale per largo su Dall'Onder. La copertura proprio del numero 4 rosso-blu, Rugiu. Casu, Luca Ruggio ancora, manovra prolungata quella del Città di Sestu. Poi Rugiu perde il tempo per calciare, poi perde anche il rimpallo, rimessa laterale quindi per l'84. Tambani, Filippo Tambani al centro per Luisinho e l'Atlani. Rodriguez 1 contro Rugiu. Attenzione, bella la suota di Luisinho, servire Tambani, si capiscono i due, ancora Luisinho. Epp lo contrasta, voleva il fallo il numero 18, classe 1999. Nulla da fare invece per il titolo Zanata. Palla sulle mani di Luberto. 12:35 al termine del primo tempo. 1-0 il punteggio, decide il sesto gol stagionale, anzi il settimo gol stagionale di Nate Osian. Settimo gol in campionato per lo sloveno, che proprio ora rientra in campo a dare il cambio a Luca Rugiu, mentre sta fischiato un'infrazione, una punizione di seconda
o in diretta per meglio dire. Casu, Epp, lo segue Luisinho, poi Casu, è l'Adrani stesso di lui. Osian, dall'Onder, Osian, Epp, 1 contro 1. Casu, il blocco su Tambani. Attenzione a Osian, la palla dentro dall'Onder, la palla rimane tra i piedi, non riesce a colpire di prima il pivot rosso-blu, che poi va a pressare subito, creando non poche difficoltà all'84. Luisinho, Rodriguez, sembra essere uscito dal pressing l'84, rincula un po' la difesa del Città di Sestu, anche se si rimane sulla metà campo della formazione nero-verde. Luisinho, Rodriguez prova a approfittarne, si allunga troppo la palla finisce fuori e poi si lamenta col giovane Tambani. Rientra Marchiori, rotazioni un po' corte per l'84 quest'oggi, assenti come ha detto De Lima e Cesar Turello, sicuramente due giocatori non indifferenti per la rosa piemontese. Osian, dall'Onder, scambiano ancora i due, la palla lunga di Osian a cercare Epp, che va a calciare, palla respinta dalla difesa nero-verde da Luisinho, poi Epp due volte a cercare dall'Onder, non ce la fa. Rufine, Osian ha spazio davanti a sé, supera Miani con un tunnel e poi prova a concludere Miani, anzi Marchiori, Mura alla conclusione del numero 10. Osian, Rufine, ancora lo sloveno ex Civitella a gestire palla dall'Onder. Asquer, la botta di Asquer, Luberto, grande parata la sua, ci pensa il 47enne a assaggiare le doti del portiere ex Aosta. Rufine batte calciando, palla alta, Asquer al volo, Miani scivolata, lo Mura ancora, poi si lamenta col direttore di gara per un probabile blocco, fatto stare, rimessa laterale per Città di Sestu. Osian, Rufine, Asquer, dall'Onder per Osian, lo scambio tra i due, dall'Onder lotta con Marchiori senza però riuscire a ottenere il calcio d'angolo, rimessa dal fondo per l'84. Miani ancora in postale lui, e l'Atlani, Marchiori, chiede di girare palla, anzi di girare le posizioni Iovino, ma il suo intento non viene assecondato dai compagni. Rufine, Andrea Cau in campo intanto, preso il posto di Ruggiu, se non andiamo errando. Attenzione, la palla di Rufine sbagliata, 3 contro 2 dell'84 in transizione. Miani, il tiro, palla fuori, rischio per il Città di Sestu, un 3 contro 2 che poteva diventare molto pericoloso, anzi perlomeno sto pericoloso, poteva diventare letale per le sorti del match, almeno momentaneamente. Palla mandata fuori da Rodriguez, però Cau pressato da Iovino, rimessa laterale, Asquer lo fa allontanare, rimessa laterale, batte Asquer. Osian, Rufine, ancora Asquer, Osian, e ancora serie di passaggi tra i tre citati precedentemente. Osian ancora non riesce a trovare spazi per avanzare di Sestu, forse ora sì. Rufine perde il rimpallo, non riesce ad approfittarne Cau, tutto solo Cerbone, lo mura Osian e poi proteste da parte degli ospiti, non sono d'accordo i titoli di gara, rimessa laterale quindi per il Città di Sestu, scambio 3-2 tra Osian, intanto arriva la spinta di Rosano su Asquer, differenza di età abissale 3-2, Rosano classe 96, Asquer classe 71.
Zanatta a square, Rosano capisce tutto, la palla dentro, la chiusura di difesa, poi il tiro, Rosa Marchiori, Osian colpito sulla bocca dello stomaco e poi a square con un rimpallo riesce a far carambolare la palla in rimessa laterale. Osian a square, Ruffine cerca il movimento dei compagni, poi è stato a servire Zanatta, il lancio lungo di Zanatta verso Cau, il controllo di Andrea Cau, lo chiude Iovino, rimessa laterale per i padroni di casa, in vantaggio per 1-0, decide per il momento il gol di Osian dopo 53 secondi. Ruffine a square, Osian ancora per la square, Ruffine si fa vedere sulla banda sinistra, scambia ancora con la square, Cau alza la palla, pressato, cerca di allontanare il pericolo, messa laterale per l'84, Marchiori, sale il pressing del Sesto intanto, Rosano serve Iovino, Rosano Marchiori, Iovino, Cerbone il movimento, poi Marchiori approfitta di un'indecisione di Osian, ne approfitta solo per un attimo però, palla che poi finisce in rimessa laterale. Zanatta, Osian a square, Ruffine, invece il rimpallo, il primo perlomeno, poi Marchiori a fare carambolare la palla per la rimessa dal fondo. Attenzione intanto al movimento di Iovino a prendere le spalle di Cau, se ne accorge troppo tardi Marchiori e poi ci pensa a square a spazzare la palla su Cerbone, rimessa laterale per il cittadino di Sesto. Osian, Ruffine dall'onder, gestisce palla, Ruffine approfitta del movimento di Osian, poi Andrea Cau, spalla alla porta, serve ancora Ruffine dall'onder, giro palla del cittadino di Sesto, ancora con Ruffine, Osian torna indietro per aprire gli spazi, la formazione di mister Mario Mura. Osian ancora, gestire palla, Ruffine, c'è il blocco di Cerbone, Ruffine intanto viene pizzicato uscita dal blocco e viene anche ammonito, decisione abbastanza discutibile questa da parte dei direttori di gara, decisione abbastanza discutibile. Fatto sta che sono stati calci di punizione per il club nero-verde. Sul pallone va Marchiori, Miani si piazza più o meno sulla stessa linea, mentre se non vediamo male Cerbone a disturbare la barriera formata da Andrea Cau. Il secondo palo Iovino, anzi Iovino scusate, che poi prova a destare attenzione, lo schema sta ben riuscito, ma dall'onder Mura, la conclusione di Cerbone, bello schema ma non riuscito grazie all'ottima difesa sestese. Ancora Marchiori che ci prova, Osian dice di no, poi la botta, attenzione, deviata, botta pericolosa di Iovino, palla che Zanatta ha controllato perfettamente, la palla per Cau che va un po' troppo lungo, rientra comunque in campo, tutto a posto per lui. Messa a tre, batta Iovino, Cau, Mura, Miani che poi si scusa col numero 9 sestese. Attenzione, Cerbone, posizione di pivot, la palla dietro per Miani, Cau lotta, vince il rimpallo, entra Epp al suo posto, Marchiori alla battuta, Miani lo chiude, Osian col fisico,
Intanto arriva il fischio per velocizzare la ripresa del gioco. Osian dall'Onder, Jovino ruba palla dall'Onder, Zanatta ci mette una pezza in scivolata, rimessa laterale. L'84 che ha alzato il baricentro in questi ultimi minuti, mentre arriva il time out chiesto dalla panchina sestese alla prima occasione disponibile. Murillo ribatte la difesa, Marchiori, Murillo, gli ruba palla, poi ci pensa Jovino nuovamente a recuperare la sfera e arriva anche il fallo fischiato a Epp, rivedibile anche questo. Tanto c'è la punizione prima da battere, poi i cambi, così decide mister Michele Barbieri, che ricordiamo prende il posto quest'oggi di Rodrigo De Lima. Assenti, come ha detto, De Lima e Turello per i piemontesi, per formazione sestese. Intanto la punizione battuta da Rodriguez, la botta, Zanatta para coi piedi, poi recupera, poi per la calcio d'angolo, ancora Rodriguez, ci prova, Apple lo chiude. Attenzione alla palla rubata da Osian, che poi Luberto in scivolata evita guai più seri per lui. Poi lo scontro tra Marchiori e Dall'Onder, con Dall'Onder che prima aveva spazzato la palla, rimessa dal laterale, scusate, è Ladlani. Murillo, occasione ghiotta per il cittadino di Sesto. Dall'Onder poi fa sbattere la palla su Tammani, che ora sta a controllare proprio Dall'Onder, il pivot ex Ciampino. Rufine, Epp, Rufine scambia ancora con il nuovo arrivo e il rosso-blu. Osian sulla banda sinistra, punta Rodriguez, lo suba per un solo momento, poi con una spallata Rodriguez lo butta giù. Per l'arbitro non c'è fallo, ma soprattutto è rimessa laterale ospite. Luberto che serve Zanatta praticamente, poi Zanatta lancia un lungo per Epp di petto, pensava di servire Dall'Onder, non si capiscono i due. Partita che sta scivolando senza tantissimi sussulti. 5:30 all'intervallo, ancora 1-0 c'è di Sesto, decide Osian per il momento. Tanti gli errori in fase di impostazione da una parte e dall'altra. Luisinho, Miani e Ladlani, ancora Luisinho, lo scambio col marocchino, però ormai formato, risulta la lista dei formati. Dall'Onder protesta e poi qua c'è un contatto tra Tambani ed il Rufine. I giocatori rosso-blu mettono la palla in rimessa laterale. Arriva l'intervento di uno dei dirigenti dell'84, visto che il time out chiamato dalla formazione rosso-blu, in teoria dovrebbe esserci il time out da fischiare. Per la formazione sestese invece ancora si assicurano le condizioni del numero 21, colpito involontariamente, mette tanto proteste, se non qualche parola di troppo tra i giocatori dei due compagini. Vediamo un po' se viene fischiato il time out, perché il cartellino effettivamente abbiamo visto che è stato dato nelle mani del cronometrista Giampaolo Ru.
scusate, invece no, sbagliatoio, la palla per l'84, il timeout arriverà adesso, probabilmente col fair play infatti. 15 minuti giocati, timeout per il Città di Sesto, 1-0, piccolo break per noi. Agus Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paoloagus.it. Si riprende il gioco con la rimessa dal fondo, con la sfera nelle mani di Fabrizio Zanata. Scattando il fischio del duo arbitrale per poter ripartire, mentre dialogano il dirigente del Città di Sesto, dialogo tra la panchina e uno degli arbitri, continuano le proteste e il dialogo tra i due che si chiariscono. Si riparte. Epp sbaglia il passaggio, non si capiscono Epp e Ozian. Rimessa laterale data con all'84 Luisinho, Miani, Rodriguez Miani ancora, che passano tutti per i suoi piedi quando è in campo i palloni. Marchiori e Ladlani, Murillo, Rodriguez Miani contro Rufine. Il passaggio verso Luisinho, dall'Onder lo pressa e lo costringe all'errore. Ozian, Epp, Rufine, metà campo rosso-blu, giocatori di casa della metà campo a favore per cercare di aprire gli spazi. Sbaglia il passaggio di ritorno dall'Onder verso Epp, rimessa laterale. Miani prova a prendere le spalle a Ozian, cerca di aprire più che altro diagonali a spazi centrali per poter ricevere la palla. E Ladlani, Luisinho di prima per Miani, sono Epp che pressa Marchiori, gli ruba palle e poi c'è la spinta incredibile, l'arbitro lo fischia, poi Ozian, incredibile, veramente incredibile, spinta nettissima. Non è questione di essere ripartito o meno, ma qua anche a parte invertite sarebbe stato un errore grossolano. Tanto dall'Onder si gira, conclusione, palla out. Decisione discutibile quella da presa del direttore di gara. Roberto gioca subito su Lisigno, molto schiacciato all'84. Miani, Ozian lo tiene a bada, mette Ladlani, rischia tantissimo. Rufine è sfortunato nel rimpallo. Roberto gioca subito su Luisinho. Miani, anticipa Marchiori, poi incredibilmente è Marchiori a affondare Epp e dentro di gara, invece c'è che sia il contrario. Decisioni irrivedibili a parte del duo arbitrale quest'oggi, tanto 3 falli a 1 e anche adesso è incredibile, difficile descrivere l'operato fino a questo momento. Sicuramente qualche errore di troppo che rischia di compromettere una gara fino a qui abbastanza tranquilla. Tanto qui arriva il fallo fischiato a Rufine e se andiamo a vedere al fallo subito da Epp in 2 occasioni, il contatto era lo stesso, semplicemente decidono di fischiare da una parte e dall'altra no. Giocati per 16:38, 1-0 Città di Sesto. Ripetiamo, decide ancora il gol di Nate Ozian. A battere la punizione c'è Ladlani.
Ruggio intanto protesta, non capiamo per cosa. Animi abbastanza surriscaldati, parte l'Atlanta da punizione, palla altissima e piovono fischi anche dal paladante, con anche Zanatta che poi questo lancio lungo, anzi non lancia più alla fine, strega solo fine. Direttore di gara abbastanza, per così dire, non proprio benevoli con la formazione di casa. Anzi, arriva un altro blocco non fischiato, poi Ruggio, anzi la Ozian che perde palla 2 contro 1, la palla verso Rodriguez da parte di Zanatta e poi Ruggio salva sulla botta sicura di Marchiori. Poi Marchiori, il calcio, palla sbagliata, ci potrebbe essere la ripartenza. Zanatta serve il Ruffine, solo, si parte il Ruffine, la palla per Ruggio, poi Luisinho evita quei peggiori per la sua squadra. Rimasta laterale a 5 metri, per la botta, palla in angolo, alza la barriera del centro, c'è di Sestu. Zanatta qualche metro più avanti, 10 metri, tra la palla dentro, Luisinho, Miani sbaglia il passaggio per Marchiori e poi viene fischiato di fallo a Ruggio e anche il giallo. È incredibile, è incredibile quello che sta accadendo qui al paladante. Il direttore di gara sembrava aspettando, ma stesse aspettando il fallo di Ruggio. Posizione battuta da Atlani, Jovino, Luisinho per via centrale a cercare Jovino, Ruggio anticipa, Ozian scambia con Ruffine, gioca a facce su Zanatta, lancio lungo di Zanatta a cercare Ruggio, anticipa Jovino, rimasta laterale per il Città di Sestu. Ruffine, Ozian, Ruffine, la palla per tocca sotto Luperto, calcio d'angolo. Ruffine alla battuta, solo, cica la conclusione per Ruggio, in mezzo all'aria, palla che poi vaga per il piccolo tonnello dei 6 metri, recupera Luberto, occasionissima qua per tanto Tambani lotta con, anzi Cerbone che lo mette anche con gomiti alti insieme a Ozian, spazza lo stesso numero 10, riparte l'Atlani, sono posizione di Luisinho, sulle sue spalle Jovino chiede un taglio, Ruggio lo affronta, invece il rimpallo per un momento, poi l'Atlani, Cerbone, la palla di Jovino, palla per Ruggio che la chiede in profondità. 1:23 al termine di questa prima frazione di gioco, 1-0 il punteggio. E l'Atlani, Jovino lo scambia ancora col suo numero 10, il tacco di Cerbone a liberare Rosano, la palla per Cerbone, Rosano si lamenta il suo compagno di squadra, va la palla dietro, Zanatta rimette dal fondo, da Londer, Ozian. 1 minuto al termine in questo momento quando Ruffine prova a stare Rosano, non ce la fa, Rosano recupera la palla, serve Cerbone che si garbuglia poco la palla, poi è Zanatta con scivolata, spazzare l'Atlani, prova la conclusione, finta, poi ci prova, deviazione di da Londer. Ruffine, 45 secondi, da Londer, Ozian, palla lunga, troppo lunga per Ruggio, rimessa laterale.
39 secondi al termine. Trenta in questo momento quando Cerbone serve l'Atlani che cerca lo spazio, lo spiraglio per tirare, però questo servire Rosano. Iovino e l'Atlani, le figlie di Atlani, e poi sbaglia e perde anche il contatto con la palla. Rimessa laterale per Città di Sesto, 15 secondi al termine. Osian a square, Rugiu, possesso palla dei rossoblu che cercano di giocare un po' col cronometro per arrivare all'intervallo sul vantaggio, anche se di una sola lunghezza abbastanza importante. E l'Atlani, Iovino ci prova, chiude Osian e finisce qui la prima frazione. C'è di Sestu 1 e l'84-0. Per ora decide il gol di Osian. Per noi piccolo break, a risentirci nel secondo tempo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di commerciali Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Tutto pronto per l'inizio della seconda frazione. Bentornati amici sportivi di Diretta Sport e TCS. Al primo tempo c'è stato di Sesto in vantaggio per 1-0 sull'84. Al momento decide il gol di Nez Osian dopo 53 secondi. Andiamo a vedere i quintetti con cui iniziano le due squadre questo secondo tempo, partendo dagli ospiti, mentre c'è il fischio d'inizio che schierano lo stesso quintetto del primo tempo, come hanno iniziato il primo tempo, ovvero Luberto in porta, Marchiori, Rosano, Iovino e Cerbone. C'è di Sestu che più o meno ricalca il quintetto del fischio all'inizio, ovvero Zanatta, Rufine, Dall'Onder e Osian. Non c'è Asquare nel quintetto iniziale, ma bensì Rugiu. Palla in questo momento tra i piedi dei giocatori nero-verdi della formazione di Volpiano, con Rosano a servire Iovino che scambia ancora con Rosano. Marchiori, Iovino, la parallela, Cerbone, la giocata, Zanatta evita quei peggiori e butta la palla in rimessa laterale. La palla da Marchiori verso Cerbone che controlla contro Rufine, prova a girarsi il tacco, Rugiu legge la situazione e poi spazza sui piedi di Rosano, rimessa laterale per il rossoblu di casa. Rufine, Osian, Rugiu. Ancora per Rufine, palla troppo forte, problemi per il controllo di lui, per Rufine perde il controllo della palla e c'è il fallo, anzi no, non c'è il fallo, bensì viene fischiata la simulazione Dani di Cerbone che viene ammonito dopo 54 secondi. Da qui sembrava più fallo di Rugiu, però il direttore di gara ha deciso così. Fatto sta che
ha rischiato e non poco sia Rufini che Ruggio con una palla abbastanza velenosa. Osian perde il controllo, attenzione l'errore di Jovino. Dall'Onder non riesce ne prova a approfittare. Osian, lo scarico verso Dall'Onder, questione ancora di secondi, era un gol facile probabilmente. Se la palla fosse stata giusta sarebbe stato uno dei gol più facili per l'ex Dall'Onder, ma non è così purtroppo per la formazione rosso-blu e per fortuna della formazione nero-verde. Punteggio che ancora non è cambiato, ma che ha rischiato di variare già per la prima volta in questa ripresa. Tanto Rufine anticipa Cerbone di testa, messa laterale per i nero-verdi, batte Rosano. Jovino, Marchiori, lo schema della scuola suota di Cerbone verso Rosano. Il lancio lungo di Rufine dopo il passaggio di Zanatta, da Londra dall'altra parte, quindi palla tra le mani di Luberto. Jovino, Marchiori, Rosano, Osian recupera la palla, serve Ruggio, palla troppo corta quella di Osian per Ruggio. Buona l'idea, mancava un po' di forza nella palla del numero 10 rosso-blu. Osian, la battuta per Rufine, da Londra, controlla con la sola, poi c'è il tiro di Osian, contesto fallosamente, non per il direttore di gara. Jovino, l'imbucata, Rosano non controlla, Rufine recupera, sbaglia per il passaggio, 3 contro 3. Rosano la conclusione, respinge Rufine, poi Ruggio a recuperare la sfera vagante. Tutto di prima, capisciuto Marchiori, la palla per Jovino e ancora Nils Osian a chiudergli la strada. Tutto di prima, tutto sbagliato, 3 contro 2. Dall'Onder, Ruggio, sbaglia Ruggio, cercava il passaggio per Osian ma sbaglia, e poi rimessa laterale per l'84. Altra occasione, ghiotta non conclusa dai giocatori rossoblu. Cerbone sul lancio di Luberto, palla fuori, il colpo di testa finisce fuori, tanto fuori Ruggio e fuori Dall'Onder, dentro Epp e Asquer con quest'ultimo che ha scambiato più volte con Osian e poi viene servito da Epp. Bella la palla, bella l'idea, prende il giro sbagliato però la sfera servita dal ex giocatore del Porto San Giorgio, che intanto per farsi perdonare prova a pressare. Intanto chiedono di asciugare i direttori di gara sulla banda laterale. Asciugato il campo, si può riprendere con Rodriguez che scambia con Marchiori. Jovino, ancora Rodriguez in bastile, perde palla, Epp lo affronta, lo supera con un tunnel vicino anche al rimpallo. Marchiori si interpone tra Epp e la sfera e favorisce l'intervento di Luberto. Jovino, Rodriguez, ancora il giro a palla dell'84 che poi quel lancio lungo provato da Rodriguez, Cerbone non riesce a superare il muro eretto da Rufine. Il capitano rossoblu ora a controllare palla, gestirla e servire Epp. Asquer, rischioso il passaggio di Asquer, per sua fortuna Jovino ha il piede al molle e non riesce a fermare la palla. Epp, Rufine, Osian, Rufine, la palla lunga per Epp che si gira nel momento sbagliato o nel lato sbagliato se preferite. Quindi palla tra le mani di Luberto che poi ha cercato di imboccare subito Cerbone, che ora esce per fare spazio a El Adlani, rimessa laterale. Palla affidata ai piedi di Luisinho. Rodriguez,
El Adlani, ancora Rodriguez, poi c'è lo scontro tra Asquer e Jovino. Zanatta servito da Rufine. Epp ancora a cercare il numero 2, 47enne, con una media gol impressionante fino ad oggi, 2 partite giocate, 4 gol, una media di gol a partita, 2 doppiette per lui, prima contro il Villorba e poi contro il Chiupano. Ora passaggio errato, Osian però parte dall'area, Osian, lo scarico, Rufine di prima verso Epp e Luberto a togliere le cassette dal fuoco per la sua formazione. Salvando la sua formazione, poi ci prova Osian, la sua botta finisce alta di poco. Gira palla all'84, il blocco di Luisinho non ravvisato dai direttori di gara su Epp, che poi lotta per recuperare la palla, la recupera Asquer, il passaggio Asquer, il pallonetto, ancora Luberto a dire di no al pallonetto di Asquer, poi Epp steso da Jovino. Calcio punizione battuto dai rossoblù. Epp, Asquer sbaglia il passaggio, Asquer recupera Miani che poi serve Jovino, girano i giocatori, gira la palla l'84 con Rodriguez Miani che si trascina i suoi e l'Adlani, la conclusione fuori di molto. Apprezzabile comunque il tentativo del giocatore classe 1990 nato a Marrakech. Osian, lo sloveno a gestire la palla, Rufine, il lancio lungo a cercare Epp, Jovino anticipa, Luberto, pallone tra le mani e serve subito Adlani, numero 10 nero-verde, chiedeva l'1-2 corto, invece è lungo quello che doveva fare Rodriguez Miani, palla out. Asquer, Rufine, Epp, Osian, palla verso Epp che chiede un appoggio, lo trova in Osian. Asquer rischia un po', Epp, ancora Osian, Asquer, Rufine in posizione di pivot quasi e poi riesce a servire ancora Asquer. Possesso a palla prolungato dei rossoblù. Asquer, Epp sbaglia il passaggio verso Osian, esce Jovino, dentro Rosano. Che ora gioca la palla verso Rodriguez che sbaglia, poi Rosano, il passaggio di ritorno, Rodriguez è più veloce, alza anche un po' le mani, poi Epp sicuramente non si fa cattiveria dalla mano alzata e va a vincere il contrasto, palla però ancora più su di Miani, Epp spende giustamente il fallo. Furbescamente spende un fallo giusto. Punizione per la formazione ospite di mister Barbieri. 6 minuti e 46 giocati in questa ripresa, 1-0 ancora il punteggio. Schema su punizione per i neroverdi, è l'Adlani a calciare, no, invece no, è uno schema. La lettura è quasi perfetta, però poi c'è Cerbone di testa, anzi no, era Luisinho di testa sull'assist di Miani, palla out. Lancia Zanatta verso Dall'Onder, il pivot ex Ciampino controlla, vanno in due a contrastarlo.
Intanto c'è l'ingresso della Barella, sicuramente presumo per accompagnare Tambani, infatti non sarà più visto, non è neanche uscito dagli spogliatoi, sicuramente non è uscito benissimo dallo scontro nel primo tempo con Ruffine. Un po' di sfortuna per il giovane, classe 99 all'esordio quest'oggi, costretto ad abbandonare la contesa. Sicuramente si prospettava un esordio migliore sia la società che il giocatore stesso. Gli si augura comunque un in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione. Epp si riprende comunque, Epp a square, Osian lo continua contro Rosano, lo punta, la palla forte dentro l'incrocio dei pali, colpito da Osian, poi Epp da Londer, calcio d'angolo. Calcio d'angolo che va a battere si muove bene Epp, palla per Dall'Onder, la lettura della formazione, la difesa della formazione nero-verde. Tanto continuano a conciliabolo tra il cronometrista. Attenzione, intanto arriva, è incredibile, non fa dirle più nulla, arriva anche il giallo per Gigi Square. Gestione dei cartellini rivedibile comunque con la predatoria di gara, che non accettano proteste, o perlomeno non accettano il modo di protestare, proteste però forse giuste se si va a vedere l'azione, forse troppo veementi, ma fatto sta che sta monito comunque a Square. Terzo giallo per la formazione di casa dopo quelli di Ruffini e Ruggiu. E l'Atlani 1 contro 1 contro la Square, il tiro col sinistro fuori bersaglio. Tanto arriva l'ennesima interruzione, non si capisce per cosa, forse per far uscire la Barella, è l'unico. Esce in Barella intanto Felipe Tambiani, ha applaudito tutto il pubblico del Paladante. Ribadiamo gli auguri di pronta guarigione per il giovane, classe 1999, nato a Santa Catarina. Oggi esordio per lui, esordio decisamente sfortunato. Ha risistemato l'ordine comunque in campo, si può riprendere. 12:21 sul cronometro, ovvero ciò che manca, la sirena finale. La sirena finale, sempre 1-0 Città di Sestu, sempre Osian gol a decidere il match. Ancora Osian, la direzione di Rosano a favorire l'intervento di Luberto. Marchiori, Iovino sbaglia il passaggio verso Cerbone, per sua fortuna c'è Marchiori. Ancora il quintetto nero-verde a girare palla. Marchiori, la palla alta verso Iovino, a Square di esperienza, mette il fisico tra la palla e Iovino e la lascia sfilare fuori. Ancora lui, la palla lunga, perfetta col contagiri verso Osian e Ruffini a chiedere palla. Osian non si fila di un cambio campo o cambio banda. Tanto la parallela di Ruffini da Londer col fisico, prova a battere Marchiori che aveva già letto la palla. Marchiori a Square, la palla di Dall'Onder, Osian contro Luberto, il palletto di Osian fuori di poco. Ancora lo sloveno protagonista.
Ancora lo sloveno protagonista di una bella giocata sull'invito di Dall'Onder. Luberto, calcio lungo verso Cerbone, palleggio, giro, tiro, Zanata controlla facilmente, poi serve Osian, il diagonale perfetto per Ruffine contro Marchiori e Rosano, scaricato per Dall'Onder, giro palla di Dall'Onder non preciso, ma a square comunque fa solo la sfera. Dall'Onder tra le linee, Dall'Onder contro Rosano, il fisico di Dall'Onder, Rosano, anzi Luberto lo chiude. Ruffine, Osian, la palla per Dall'Onder, capisce Toiovino, Cerbone, Ruffine recupera a square, alleggerisce verso Zanata, a square, rischiosissimo il passaggio, Dall'Onder tocca, Ruffine spazza, si complica la vita a square, rivedibile il suo intento in questo caso. Intanto Osian, la giocata di Osian bellissima su Marchiori, peccato che non riesce invece il passaggio su Dall'Onder che sarebbe involato in porta. Aveva capito tutto Marchiori. Ruffine cerca un pertugio per servire a square, lo trova. Osian, ancora Ruffine, Dall'Onder, la palla alta, prende le spalle, Iovino capisce tutto. A square, Dall'Onder cerca di alzare i decibel del proprio tifo, il paladante alla ricerca disponibile per i ragazzi verso la seconda rete. Ruffine ci va vicino, salva tutto Iovino. Calcio d'angolo, Ruffine, il tacco di Dall'Onder, capisce Tomiani che si legge contropiede, 3 contro 1, lo contesta Osian e poi a square è decisivo nel mandare la palla in calcio d'angolo con una scivolata. Batte Cerbone, Iovino, la palla per Cerbone, palla non bellissima da vedere, non facile da gestire e che si spegne sul fondo. Zanata, c'è Ruffine che ha spazio davanti a sé, lo sfrutta per un attimo, persevera per la Ruggiu, fuori di poco la botta di Ruggiu. Gioca ancora la palla all'84, ci prova ancora Miani, la solata, lo stop, sbaglia, 3 contro 2, Osian porta palla centralmente, Ruggiu apre, Epp perde il tempo, Michael Epp, Iovino, Epp, la squadra dei numeri 4, lo vince Iovino per ora. Ruffine invita alla calma, Epp, Ruggiu, Ruffine, Ruggiu, Osian, 1 contro 1 contro El Adlani, Osian, bella palla per Epp, il pallonetto di Epp, ottima l'idea, esecuzione non facile. Esecuzione non facile, palla che sibila di poco sopra la traversa, salvando ancora una volta la porta dell'8-4 che regge ancora, rimane in partita in questo match. 1-0 il punteggio, ricordiamo a decidere è Osian, tanto è Zanata con i suoi piedi, il suo sinistro a cercare Epp, anticipa l'Adlani, poi Epp cerca un compagno, lo trova in Ruffine. Epp, giocatore abbastanza dinamico, ma soprattutto a cui piacciono le cose semplici. Ruffine, Ruggiu, l'Adlani capisce e legge la palla, poi la rimessa laterale però è per l'8-4. Attenzione a Osian, recupera la palla, si invola Osian, palla sulla linea, ancora sulla linea la palla, gli arbitri non fischiano, quindi palla ancora in campo, poi vince Epp, il contrasto, si fa servire da Ruggiu, cerca spazi, gestisce e gioca col cronometro Epp, 7:30 al termine, ancora 1-0, Osian, contro Marchiori,
Il blocco di Rugiu, Osian fuori di poco. Ottimo movimento di Rugiu a servire sul piatto d'argento, allo spazio per Osian. La conclusione dello sloveno non c'entra lo specchio. Sbagliato ancora il controllo da parte di Luisinho. Rufine dall'Onder, Epp cerca spazio, il numero 4 si affida ancora a Rugiu, scambio tra i due. Adesso gira su Rufine dall'Onder, c'è Rugiu per le centrali, ma c'è il cambio gioco verso Epp. Rufine, capitano, la palla per dall'Onder, lo scarica dietro Epp, la botta e l'Atlani capisce tutto, ci prova a giocare subito la carta di ripartenza l'Atlani. Murato da Epp, rimessa laterale affidata al numero 10 Luisinho per vie centrali, poi scarica a sinistra verso l'Atlani, 1 contro 1 contro Epp. Altra rimessa laterale assegnata agli ospiti Rodriguez. Marchiori, il tiro, palla fuori. Rufine dall'Onder, Epp, ancora Rugiu, Epp, Rufine, cercano sbocchi rosso-blu per portarsi in avanti, e intanto arriva il fallo di Luisinho, anzi di Miani su dall'Onder. Usa le mani il numero 30 per spostare il fisico pesante di dall'Onder, che intanto ci prova di prima intenzione, ancora Luberto a salvare. Rufine, il contrasto contro Marchiori, anzi contro Luisinho, che poi si gioca così la chance di prevenire al pareggio, la gioca cioè malissimo dopo l'assist di Marchiori. Zanatta, lancio lungo, cercava di servire dall'Onder, non si capiscono i due. Tanto Rugiu capisce le intuizioni di Iovino, rimessa laterale 50 al termine, diagonale aperta, bruttissima, Iovino, palla fuori, messa da Epp, Ladlani, 1 contro 1, Miani contro dall'Onder, gli strappa palla dall'Onder, Epp un attimo in ritardo, poi c'è il contrasto con Iovino, Epp dice di no, dall'Onder prova a servire nuovamente Epp, sfortunato qua il numero 4, che poi arriva il tiro e il palo di Rufine. Occasione ghiottissima per il Città di Sesto, che non sfrutta l'occasione concessagli dalla retroguardia nero-verde. Luberto sbaglia il lancio, anzi no, il lancio è giusto, Iovino, Luisinho, incredibile, si fa prendere dalla fretta. Conclusione sbagliata del giovane classe 1999. Rugiu, no look verso dall'Onder, Umberto in uscita anticipa il numero 12, poi c'è il lungo di Zanatta, dall'Onder di testa, prova a servire Rugiu, non si intendono i due. Miani, il lancio lungo di Rodriguez, Miani verso Luisinho che aggancia, poi cerca alla fondo 1 contro 1 contro Epp, alla meglio l'esperienza del numero 4 rosso-blu. Rimessa laterale affidata proprio al numero 18 è l'Adlani, è giocata di numero 10 verso Miani, il tiro di Miani
altissimo. Dall'Onder prova a sorprendere fuori dai pali Luberto, palla fuori misura. E l'Adlani lo controlla Andrea Cao, è stato in campo in questi ultimi minuti. Luisinho, arriva il fallo fischiato a Epp. Rosano batte in fretta, cerca Luisinho. Rufine capisce tutto, poi serve Andrea Cao, 2 contro 2, si lancia Andrea Cao contro l'Adlani. Cao, il tiro di Chio col sinistro, palla non sicuramente calciata bene. 3-4 al termine, sembra 1-0. Avanza Luberto, lancio lungo, bruttissimo il lancio di Luberto. È rimessa laterale per i padroni di casa di Mister Mura. E c'è anche il cambio fallo adesso. Fischiato ai danni dei rossoblù. Decisione abbastanza rivedibile anche questa. Juvino, il tunnel su Cao, perlomeno l'imbucata che passa dalle gambe di Cao. Non riesce a approfittarne Cerbone. Luberto, il lancio lungo a cercare Jovino, si gira su Cao, il tiro, Zanatta in 2 tempi, respinge, anzi blocca in 2 tempi, prima diciamo rallenta la palla, poi blocca. E intanto arriva il time out chiamato dall'84, 3 minuti e 08 al termine, tutti da vivere insieme a noi intensamente. Paolo Agus Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paoloagus.it. Si riprende dopo il time out chiamato da mister Barbieri. 3-0 da giocare, 1-0 ancora la città di Sestu. Decide il gol lampo dopo 53 secondi di Nezosian. Ci aspettiamo un time out perché ormai porta in movimento, per ora non se ne vede traccia, a meno che il mister piemontese non si affidi al proprio estremo difensore Luberto. Rimessa laterale, 2.57 al termine. Rufine scambia con Cao. Cao prova a saltare Jovino, non ce la fa, rimessa laterale, anzi non era Jovino ma bensì Cerbone. E poi Jovino a calciare, palla lenta che si spegne sul fondo. Zanatta subito per Cao. Rufine, la palla lunga di Rufine a cercare Ruggiu, troppo lunga. E intanto arriva il cambio per il portiere di movimento e lo farà El Adlani. 2.43 al termine. Gioca subito la carta con la botta di Miani. Palla che finisce fuori. Rufine, scusate, Ozian dall'Onder, gira dietro e poi scivola. Chiede asciugare, rientra El Adlani. Se deve asciugare il parquet.
2:29 sul cronometro, 17:31 giocati in questa ripresa. Ribadiamo il punteggio 1-0, Città di Sestu. Decide Osian dopo 53 secondi. Si riparte, 140 secondi al termine. Giro palla dell'84, Miani. Iovino si va per linee, si va sulle linee vicino alla metà del campo. Iovino ancora l'Atlania a cercare lo spazio. Osian, Luisinho. Osian ma controlla ancora Miani. Luisinho controllato da Ruffine, prova a chiudere linea di passaggio. Osian che poi accenna perlomeno il pressing senza poi effettuarlo. Ciarbone, Iovino, Rodriguez, la botta, Zanatta, Smanace in angolo. Poi Zanatta recupera la palla sul calcio d'angolo, la calcio di Zanatta, Zanatta out di poco. Riparte l'Atlani, pressa il Città di Sestu. Osian prova a ingarbugliare la manovra dell'84 che però ne esce abbastanza dignitosamente a questa situazione. Luisinho, piovono fischi intanto per distrarre la formazione ospite e per tra virgolette anche tutta l'azione dell'Atlani. Murato, Zanatta, qui c'è il fallo di Luisinho. Poi batte Ruffine, porta vuota Miani, Rodriguez Miani capisce tutto e poi calcia, palla out. Dall'Onder, parallela, Ruggiu, esce Lubert, poi c'è il fallo fischiato a Ruggiu, 57 secondi al termine. Batte la punizione Rodriguez. Iovino, 50 secondi. E Atlani, Iovino, Rodriguez, Iovino, Ruffine recupera palla, poi alza la palla verso Ruggiu che si può involare, il controllo di Ruggiu, Iovino superato, Ruggiu e l'Atlani lo chiude lui e poi va a chiamare al cambio Luberto. Ruffine gioca su Zanatta, largo, alza la palla Zanatta, rimessa laterale per aver toccato il soffitto. Poteva essere gestita meglio questa palla da parte di rossoblu probabilmente. E l'Atlani, Iovino, Rodriguez, Iovino chiama, alza le mani perché vede lo schema, poi sbaglia il passaggio, proprietà di Zanatta che lancia a lungo, dall'Onder non riesce ad arrivarci di testa, 17 secondi, opportunità ancora per l'84 per finire il pareggio, ma capisce tutto Ruffine, il palla al centro, esce l'Atlani, palla al piede, 3 contro 2, recupera Osian, 3 secondi, Ciarbone lo contrasta e Ruffine finisce qua. Basta un gol di Nels Osian dopo 53 secondi a regalare la terza vittoria consecutiva al Città di Sestu. Punteggio finale Città di Sestu 1 e l'84 0. Ringraziamo Andrea Farris per la cura delle immagini e della regia. Da Matteo Bullitta un a risentirci con i programmi di Diretta Sport di TCS. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.